perché ci sono appuntamenti e finché siamo vivi come dire, bisogna combattere fino in fondo, ma è evidente che i tempi sono stretti. Intanto c'è da dire che siamo in fase finalissima della cassa integrazione, tant'è che è partita proprio ieri l'ultimo stralcio di cassa integrazione e devo dire oggi abbiamo avuto la comunicazione che in qualche modo il periodo individuato e sarebbe terminata il 27 di giugno, il curatore ci ha comunicato che un'interruzione che andrà dal 15 di luglio al 15 di giugno al 24 di giugno circa di interruzione, quindi di nuovo tutti al lavoro, significa la possibilità di andare avanti un'altra settimana. È veramente, guardate, io credo ho grande comprensione perché chi vive lì dentro e vive in questa situazione quasi quotidiana, non sapendo che succede dalla sera alla mattina, è veramente, credo, ci vuole quindi dal punto di vista personale è veramente complicato, però è evidente che in questo momento slitta appunto di un po' e questo ci aiuta. Perché poi ammortizzatori e noi abbiamo chiesto qui, appunto, ringrazio le istituzioni, non sto a presentarli ma perché abbiamo conosciuti l'altra volta, ma insomma abbiamo consigliere regionale Scaramelli e Bezzini e l'onorevole Dallai, e quindi la regione stava molto precisa, Simoncini, quando io provo a dirgli sì però l'Amiata è stata riconosciuta zona di crisi, ha detto sì, ma gli ammortizzatori sociali non sono competenza della regione, cioè è stato molto, lo dico, è stato molto determinato nella cosa, quindi lo dico per, come dire, per essere chiari, no? Perché figuriamoci, insomma, è stato anche un tentativo per dire ma è possibile che in un momento in cui l'Amiata viene individuata, riconosciuta e che non si riesce a... e però nell'immediato questa cosa qui, dopodiché appunto come dire, noi sappiamo anche che Florianiata ha vissuto anche in passato come dire, a volte provvedimenti e procedure straordinarie, quindi chiedo a voi se come dire, una straordinarietà o la intravedete è ora, nel senso che sarebbe necessaria, ma se questa non ci fosse la fase successiva dovrebbe essere quella di una sorta di riduzione oraria per tutti i lavoratori e poi questo, come dire, ne parleremo un po' più avanti, lo anticipo perché comunque faremo un incontro il 16 già fissato con il curatore e quindi poi successivamente faremo l'assemblea per capire come usciamo. Ovviamente noi abbiamo chiesto due cose: uno, e lo richiediamo, lo diciamo con grande forza, guardate, perché già viviamo male la situazione, come dire, dove gli avventizi purtroppo sono fuori, ma qui non c'è stata possibilità, perché, e quindi si vive male perché dispiace, ma la possibilità non c'è stata. Non vogliamo rivivere la situazione iniziale di sospensione di una parte dei lavoratori e una parte dentro, figuriamoci se questo avvenisse in una situazione in fondo, quindi tutti i lavoratori, c'è una riduzione uguale per tutti sostanzialmente, quindi da valutare, perché ovviamente non è che siamo stati a fare una trattativa, e che ponga tutti sullo stesso nastro di partenza, con l'auspicio che alla prossima asta vengano confermati, ci sia qualcuno che l'acquista. Ecco, da questo punto di vista, come dire, qui noi è emerso, quello che è venuto fuori è che l'asta sostanzialmente dal punto di vista della base d'asta e quindi del costo, il denaro necessario per l'acquisto dell'azienda non è cambiato granché. E gli abbiamo anche chiesto, devo dire, qualcuno ha anche detto, nel senso che qui c'è anche un aspetto che riguarda la SPA, che dice io sotto un certo limite non posso autorizzare perché devo rispondere ai creditori, tant'è che poi, insomma, poi lo dirà Tiziano, ma lui anche giustamente è intervenuto, perché ovviamente qui siamo di fronte a una situazione della servizi, ma siamo di fronte a un'omologa di concordato con la SPA, due aziende che si legano insieme, quindi è una situazione estremamente complessa. Però per dire che
siamo preoccupati perché magari speravamo che ci potesse essere, come dire, una base d'asta che fosse, che potesse essere. Ovviamente non entriamo nel merito dei tecnicismi, della procedura e quant'altro, però la speranza era un po' questa, che fosse questa più appetibile. La cosa che ci è stata anche detta è stato questo, che loro hanno cercato di creare le condizioni diverse, ovvero di rate per l'acquisto in 3 anni, sostanzialmente inizialmente rate più basse per un aumento sostanzialmente. Un affitto. Sì, che però non è un affitto, ma che è per, esatto, per l'acquisto, e chi poi decidesse di non acquistarla più perde tutto, e quindi, come dire, il fatto che chi si avvicinasse a questa cosa garantite da una fiducia. garantita una fiducia, ovviamente. E come dire, siamo tutti qui a dire, boh, nel senso è, noi ovviamente poi accanto a questo vorremmo anche capire, ora sembra di fare, qui no, quindi stiamo a sperare che arrivi qualcuno e quindi dice vabbè, chi arriva arriva, e insomma è arrivato qualcuno. No, vorremmo anche dire che dovrebbe arrivare qualcuno, e vorremmo anche avere la pretesa di dire che però in qualche modo presenti un piano industriale serio di un certo tipo, perché gira un po' di tutto, che garantisca l'occupazione, che garantisca il futuro, perché qui gira di tutto. C'è chi dice compra l'azienda vuota, poi tanto io faccio, gira di tutto. Quindi ovviamente, siccome poi tutti ci dicono non c'è problema, tanto poi 25 giorni dopo tanto deciderete se fare l'accordo sindacale, grazie, nel senso ci lasceranno il cerino in mano e così staremo noi, però non è questo. Ci assumeremo quando sarà il momento, e se sarà il momento, ma è evidente che bisogna costruire prima delle condizioni di che chi si avvicina abbia anche la serietà in qualche modo di garantire, di preservare le professionalità che ci sono dentro. Quindi questo un po' è, nel senso, questa è la situazione davvero ad oggi, nel senso che ecco, con le cose anche dell'ultima ora, appunto di questo discorso della cassa integrazione. E siamo qui, abbiamo deciso appunto l'iniziativa proprio perché siamo in questa fase finale, vogliamo e ci risaremo, cioè vogliamo essere qui oggi per aver fatto questa assemblea fatta anche in modo così informale ma così vero, proprio perché, e con le istituzioni che davvero ringraziamo, perché la presenza riteniamo anche per arrivarci, se viene è veramente sempre più complicato, nel senso che comunque lo dicevo anche l'altro giorno in regione, cioè arrivi e anche scende da Piancastagnaio, non è che il territorio, quindi bene forse che il fatto che siete qui c'è anche una maggiore consapevolezza delle infrastrutture, del territorio, di quello che è la viabilità, e quindi forse del fatto che l'Amiata in qualche modo è stata non a caso individuata come area di crisi. Però questo noi vorremmo e va bene, ma al di là del trovare delle soluzioni di ammortizzatori, per carità, ce ne fossero per L'Amiata, o di soluzioni, come dire, legate in maniera più generale alla situazione di crisi, vogliamo costruire i lavoratori vogliono un'occupazione, un'azienda, andare avanti, perché non c'è lavoro, cioè è chiaro, è il lavoro, la cosa più preziosa è il lavoro e la possibilità di continuare e di far vivere questa azienda. Se questa asta ulteriore andasse deserta, io credo che sarebbe, la situazione sarebbe seriamente compromessa, cioè, ne siamo tutti molto consapevoli, nel senso che ora il curatore chiederà una proroga dell'esercizio provvisorio in attesa dell'asta per un altro paio di mesi o 3, con la speranza che, ma noi fra il 18 e il 24, la data che sarà individuata per l'asta, sapremo come dire, se qualcuno è interessato, e lì vorremmo un sostegno, un aiuto, un essere presenti anche sull'idea di costruire un piano industriale. Poi non interessa, anche chi si presenta magari potrebbe avere anche idee rispetto a produzioni che sono diverse da quelle tipiche qui, quindi
sicuramente magari il mantenimento di quello che c'è, ma non spaventa anche l'idea di affiancare rispetto a quello che c'è anche cose nuove, ma un interesse vero, un imprenditore o una cordata di imprenditori, non lo so, quello che sarà, seri, che possono garantire veramente un futuro, un mantenimento dell'occupazione e direi di sfruttare il potenziale che questa azienda e questi territori possono offrire. Grazie alle professionalità e grazie anche al territorio e anche a quello che rappresenta in qualche modo il valore della geotecnia, perché sappiamo che questo che è un valore del territorio che io credo che debba essere in qualche modo utilizzato e sfruttato fino in fondo per il territorio e per i lavoratori. Che in questa settimana è stato sottoscritto a livello del comune di Abbadia un documento che per la prima volta dà una posizione unica in quel comune anche sulla geotecnia, che ovviamente è un tavolo del lavoro in cui uno degli elementi essenziali che fa parte di una scheda a parte è relativa alla vicenda di Floramiata. Quindi c'è una posizione da parte delle forze politiche, delle forze sindacali unica nella collettività di Abbadia. Il 29 di giugno sarà presentata alla collettività e credo che le istituzioni ovviamente saranno quella regionale chiamate a partecipare, perché riteniamo sulla falsariga che è quella che Paola ci diceva, che è arrivato veramente in questo territorio il momento di fare quadrato, di fare sintesi, di togliere e lasciare da parte anche qualche visione che per sua natura è anche legittima sulle questioni di ordine politico ed economico, per fare quadrato e andare a fare richieste chiare e precise rispetto al territorio. Io devo dire che ovviamente chi guarda Floramiata fuori da chi segue l'azienda ha una visione e riesce a vedere il problema di Floramiata con una visuale diversa, e dal nostro punto di vista come confederale per noi l'incontro di lunedì non è andato bene, anzi siamo ulteriormente preoccupati per ragioni ovviamente che non hanno a che vedere ovviamente col ruolo dei commissari, perché l'attenzione che vedo soprattutto dal Sismondi nei confronti dei dipendenti è un'attenzione che si misura, perché è molto attento a evitare strappi con i lavoratori, molto preoccupato a vedere di garantire un minimo di prosecuzione dell'attività produttiva, ma con un orizzonte temporale che rischia di essere perdente, e gli è stato detto. Chiudo velocemente su un punto. L'elemento centrale che a noi non è tornato è che, come ovviamente ci aspettavamo, pensavamo che la base d'asta fosse ridotta di un ulteriore 25%, che è il massimo, che così ci dicono i tecnici, del 25% rispetto alla seconda base d'asta, il che vuol dire da 11 milioni e 3 gli elevo il 25%, ragionevolmente si dovrebbe pensare a un orizzonte di 7-8 milioni. Così non è stato, per un problema che rischia di essere veramente esiziale per questa azienda. Ha la domanda specifica, ma vi rendete conto che con mantenere la base d'asta a 11 milioni e 3 potete creare le condizioni non per tutelare i dipendenti, che questo teoricamente è un compito nostro, ma in queste con 11 milioni e 3 non tutelate nemmeno i creditori, perché secondo me, ma questa io ho offerto la cena a tutto questo non ci arrivo, a tutto quel tavolo, una decina di persone, e se c'è l'asta viene qualcuno che l'acquista, io pagavo la cena a tutti. Io mi auguro di pagare la cena, butto via, insomma, spendo 200 o 300 euro, ma
veramente metteremmo un po' di tranquillità non solo a voi ma anche al territorio. Perché non tutelano, alla fine non tutelano nemmeno i creditori, perché se l'aste continua ad andare deserta, perché questi non abbassano la cifra, il rischio è che alla fine i lavoratori non lavoreranno più, ma nemmeno i creditori prenderanno la lira perché nessuno la compra. E quindi il problema diventa un problema tecnico che diventa un problema politico, perché finché non si toglie il tappo della SPA ho la vaga sensazione che questa azienda non la vendiamo. Che cosa vuol dire il tappo della SPA? La SPA ha un concordato preventivo approvato che si basava sui presupposti che la Servizi pagasse i debiti della SPA e che comunque il commissario della SPA non intende fare una relazione al giudice dicendo qui non ci sono più le condizioni perché il concordato preventivo possa trovare piena applicazione. Quindi molto chiaramente, molto distintamente il Franchi ci ha detto io non posso abbassare, non accetterò mai di abbassare la somma perché non riesco a far quadrare poi le cifre del concordato. In questa maniera credo che si vada da poche parti. Ovviamente la riflessione, perché non è solo una questione di come la compro, è vero, hanno creato le condizioni un po' più favorevoli in cui si può utilizzare anche il credito d'imposta, però se voi pensate che 11 milioni e 3 è l'acquisto, che 3 milioni e mezzo prendendo la stima più bassa, perché gli imprenditori che si sono presentati hanno presentato delle cifre da 3 milioni e mezzo a 10 milioni per fare gli investimenti strutturali e produttivi dentro questa impresa. Se prendiamo anche 3 milioni e mezzo, a cui dobbiamo aggiungere che questa azienda, che se qualcuno la prende deve iniziare prevalentemente tutto il ciclo culturale e produttivo, metteteci altri 3 o 4 milioni di euro di cash di anticipo, 11 più 3,5 sono 15 più 3 sono 18 milioni, quindi l'operazione di Floramiata è 18 milioni, che anche il credito d'imposta secondo noi non attutisce assolutamente il colpo. E quindi il problema vero e la preoccupazione a questo punto grande che abbiamo è che anche l'asta del 24 della fine di luglio vada deserta. A quel punto vi dico che diventerebbe un problema anche giuridico, perché a domanda precisa che cosa succede se l'asta va deserta, la domanda è molto semplice, il Franchi sarà obbligato questa volta a scrivere al giudice e gli dirà che ad oggi non ci sono le condizioni per poter continuare nel concordato preventivo e quindi molto probabilmente il giudice decreterà il fallimento non solo della Servizi ma anche della SPA e i tempi poi tecnici per fare tutta l'operazione che è stata fatta nei servizi sono 6 o 7 mesi, dentro il quale non abbiamo ammortizzatori sociali, non abbiamo continuità operativa e andiamo diretti laddove noi non vogliamo andare, cioè che sì, e questo è uno dei punti essenziali che vi dicevo che tutti siamo d'accordo, che non può essere assolutamente chiusa l'attività produttiva, perché se chiudiamo l'attività produttiva questa azienda non la recuperiamo più. Allora, io sono un umile sindacalista con un po' di capelli bianchi, con un po' di esperienza. Bisogna che noi cominciamo a focalizzare questa situazione in questo modo. La Regione ovviamente ha fatto un accenno dicendo nell'eventualità che la situazione degeneri, la Regione è disponibile anche a parlare con i commissari e col giudice, ma veramente pensare al modo con cui si dà continuità produttiva. E per noi il modo di dare attività produttiva è che prima del fallimento, come si fa in tutte le aziende, ci sia l'affitto dell'azienda, se ci sono soggetti industriali seri che sono in grado di rilevare l'azienda. Poi la Servizi farà quello che gli pare. Ovviamente io, e chiudo su questo, ho rispetto per gli altri, ma se devo scegliere tra i lavoratori di Floramiata e le banche, non c'è dubbio, io scelgo l'occupazione di Floramiata, l'occupazione di questo territorio, perché credo che le banche con Floramiata ci abbiano nel passato guadagnato e guadagnato non poco.
Questa è la valutazione. Si rischia veramente di entrare in una spirale che a me non piace, perché non riesco a vedere dei punti di ancoraggio seri, per cui cominciamo a ragionare che se alla fine di luglio non ci sia qualcuno che è disponibile a investire ingenti risorse in questa azienda, il rischio veramente che questa situazione sfugga di mano e vada nei tecnicismi, e nei tecnicismi, nelle logiche del tribunale, il rischio che noi ci muriamo. Io sono un umile lavoratore di Floramiata con capelli bianchi anche io. Niente, dico, siamo arrivati alla fine di un percorso iniziato 8 mesi fa, pieno di preoccupazioni, pieno di incognite, iniziato con qualche difficoltà, con qualche contrasto, poi con la buona volontà di tutti e con la disponibilità di tutti, comunque si è assestato, però comunque oggi siamo qui. Siamo qui a un passo dalla fine dell'ammortizzatore sociale, a un passo dalla fine dell'esercizio provvisorio, e devo riconoscere quello che hanno detto sia Paola che Tiziano, nonostante che il commissario ce la sta mettendo di tutta, no? Sta mettendo tutto per prorogare questo che è uno stillicidio, ma comunque, come si dice, finché c'è lavoro, finché siamo dentro, c'è speranza, vediamo un po' che succede. A oggi la notizia che la cassa noi siamo attualmente una parte di lavoratori sono in cassa integrazione, alcuni sono dentro con un programma di rotazione, la notizia che il 15 finisce la cassa integrazione, si riprende tutti al lavoro per circa 7 giorni, per cui abbiamo altri 7 giorni di vita lavorativa in attesa di questa gara d'appalto. Io penso che il curatore, più di così, forse anche lui, qui voglio fare una nota di poesia, no? Perché se ci levate anche quella non ci resta più niente, ma anche il curatore forse entrando in questa azienda è restato in qualche modo colpito, perché questa è un'azienda particolare, è particolare l'azienda, è particolare chi ci lavora. Anche perché io penso che forse, nel senso buono, non fate tanti gli ironici, nel senso buono. Anche perché io penso che lavorare tutti i giorni in un ambiente meraviglioso dal punto di vista scenografico, piante, fiori, rende tutti un pochino più sensibili, no? E tutti quelli che si sono avvicinati sono rimasti colpiti da questa azienda. Tutti quelli che l'hanno visitata, qui si poteva vedere neanche nella sua interezza, perché parte da lassù e arriva laggiù. 26 ettari di serre coperte, comunque approvvigionate dalla geotermia, che è un valore in qualche modo, diciamo, contrastato, forse, però che comunque ha dato in questi anni lavoro a tanti lavoratori e ha permesso comunque l'attività in un'azienda davvero unica. Un'azienda, dicevo, io penso 26 ettari di serre coperte. Questo calore a prezzi, io mi ricordo un giorno, non so se l'ho ridetto, ma a un tavolo istituzionale in provincia c'era Bezzini, quando Montanari recriminava il costo del calore, no? L'allora delegato di Energy Power, non mi ricordo come si chiama, che gli disse: Montanari, ma lei si rende conto che chiunque oggi si approvvigioni di fonti energetiche tradizionali, cioè quelle derivate dal gas e dal petrolio, paga da 70 a 80 euro a megawatt, a mega qualche cosa, lei paga 4. Per cui pensate in che condizioni di favore questa azienda per questi anni ha lavorato. Non solo, ma siccome paga 4, lo Stato con una legge nazionale gli dà 20. Sicché diciamo che nel corso dell'anno questa è un'azienda che ha percepito 4 milioni all'anno di credito d'imposta con un costo di manodopera di 4,5. Allora uno si domanda, ma che è successo qui dentro? Il costo del lavoro pagato al 95% del credito d'imposta. I due fattori fondamentali di approvvigionamento, l'energia e l'acqua, gratis. Come ha fatto a fare? Ieri, l'altro giorno, il commissario ci ha detto che questa azienda ha fatto 40 milioni di euro di buco, 30 milioni di euro con la SPA, 10 milioni di euro con la Servizi. La Servizi è campata neanche 3 anni, in 3 anni ha fatto 10 milioni di euro di debito. Però questo secondo me non va da attribuirsi né all'impianto né ai lavoratori, ovviamente. Però diciamo qui c'è io ritengo, poi io sono ottimista, no? La vedo, come diceva Tiziano, io la vedo da dentro, non la vedo da fuori.
qui abbiamo un bene, ma un bene non solo per quello che c'è, ma un bene anche di sviluppo. Qui siamo in un'area rurale, c'è anche possibilità di ampliamenti, di investimenti. Oggi questa potrebbe essere davvero, insieme a AIT, non mi scordo la Rivart, tutte le aziende, purtroppo io ho già vissuta la crisi di una delle aziende della riconversione che era l'Itaippress, ex Ribena. Qui noi viviamo in una realtà che potrebbe essere davvero un elemento di sviluppo. Su questo anche un attimo di rammarico, no? Un attimo di rammarico, perché dico, un'azienda che 35 anni che c'è, ha un know-how che gli viene riconosciuto da tutti, ha una qualità di un prodotto non indifferente, e noi oggi siamo qui a sperare che venga qualcuno che ci compri. Ma io, guardate, non so favorevole alle cooperative nate così, perché purtroppo ho vissuto, uno dice l'anno, che porti rogna, no? Perché sei stato con l'Itaippress che è chiusa. Ho vissuto la crisi del movimento cooperativo negli anni 90 assieme a lui. Però dico, ma è possibile che questa azienda non susciti, cioè 35 anni di esperienza nel settore, non è 2 giorni che questa azienda è nata, sono 35 anni che è qui, è stato acquisito professionalità, mercato, capacità, e oggi siamo qui che rischiamo di vedere degradare tutto, perché la possibilità che tutto degradi, guardate, è molto concreta, perché noi quando ci hanno detto, come dicevano loro, 11 milioni di euro di base d'asta circa, perché lui ci ha detto circa poco meno di 10 è quello della SPA, 1,5 è per la servizi, per il prodotto che c'è dentro, e anzi 1 più 1 fa 2, non fa 1,5, non fa. E siamo lì. Poi è vero che c'è questa dilazione nel tempo comunque legata a una fiduzione. Dico, allora qui il rischio è veramente che noi ci vediamo di sfuggire di mano questa azienda, perché qui noi ora, è vero, una piccola iniezione di ottimismo, no? Di speranza, questi altri 7 giorni, ma ragazzi, ci rendiamo conto che qui la vita, no, di 200 famiglie è legata a 7 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 2 minuti di cassa integrazione, 5 minuti di lavoro, e poi crea anche qualche tensione interna.